quindi noi siamo, pur stando all'opposizione, siamo contenti quando l'Italia fa bella figura e siamo scontenti, anche se all'opposizione potrebbe far comodo, quando un capo del governo, come dire, viene conosciuto nel mondo non per le cose positive che può fare, ma per comportamenti individuali diciamo molto discutibili. Quindi bisogna sempre essere corretti nella critica. Naturalmente però mi permetto di dire che il compito dell'opposizione è, per forza di cose, quello di dire agli elettori le cose che non vanno bene. Si può farlo usando parole diciamo accettabili, non per questo essere meno duri nella critica. Però l'unica cosa che non accetto della considerazione del telespettatore, che ringrazio per la stima, è chiaro che il finanziamento pubblico finanzia diciamo, l'attività politica e non è che con quei soldi uno dice in piena libertà quello che ritiene di dover dire. Ecco, naturalmente quando si parla delle istituzioni questo vale per l'oppositore, che deve sempre rispettare la funzione del Presidente della Repubblica o del sindaco perché è stato eletto dai cittadini. Però chi svolge un ruolo pubblico altrettanto deve rispettare i cittadini, sa che parla a nome anche di cittadini che non l'hanno votato.